Domani la vicenda Cupa entrerà in aula, una seduta straordinaria per affrontare il delicato argomento, seppur con un po' di ritardo. A denunciarlo il consigliere comunale Pasquale Spataro, che da tempo sollecita l'ufficio di presidenza. È stato perso parecchio tempo, spiega Spataro, basti pensare che la richiesta io l'avevo depositata nel mese di febbraio, nel periodo per intenderci di massimo travaglio per il futuro dell'Università di Agrigento. Certe dinamiche francamente faccio fatica a comprenderle, ma di fronte a temi di grande rilevanza, come può essere quello del diritto allo studio, non mi arrendo e finalmente, dopo aver eseguito e monitorato la vicenda attraverso la Commissione alla Pubblica Istruzione che ho l'onore di guidare, l'ora X sta per scattare, osserva con soddisfazione Spataro. In aula hanno assicurato la loro presenza il presidente Armao e l'intera nuova governance del consorzio e in aula tardano ad arrivare anche gli strumenti contabili, il consuntivo 2015 e il preventivo 2016. Ciò che mi allarma in questo momento è che non solo non ci sono gli strumenti contabili per prenderne visione e affinché si possa studiare questo famoso piano di riequilibrio o l'opzione predistesso, ma il problema fondamentale è che si era aperta una diatriba tra consiglieri che fanno parte della commissione bilancio e l'assessore che sembra essere stata posta nel dimenticatoio senza che ai cittadini e ai consiglieri tutti sia stata fornita una risposta compiuta. Io credo che l'amministrazione debba immediatamente portare in aula la discussione sulla questione finanziaria del Comune di Agrigento, perché bisogna condividere con la città e con tutto il Consiglio Comunale qual è la reale situazione dei conti. Dopodiché, attraverso un'azione sinergica tra i due organi, si andranno a individuare le soluzioni, onde evitare un dissesto che secondo me è dietro la porta, anche perché presentare un bilancio alla fine dell'anno dove tutta la spesa è stata spesa, ovviamente sarà come presentare un consuntivo. E l'attività dei consiglieri in queste ore è in grande fermento. Domani conferenza stampa di Gerlando Gibilaro sul piano regolatore generale e oggi la presa di posizione del consigliere Salvatore Borsellino del PDR, che in una nota stringe l'obiettivo sulla viabilità e in particolare si sofferma sul degrado in cui versa la Via degli Ulivi, dove c'è mancanza totale di illuminazione che rende la strada un percorso pericoloso. E i consiglieri pentastellati Marcella Carlisi e Rita Monella intervengono sul caso rifiuti in riferimento al taglio ai servizi ipotizzato dall'amministrazione Firetto per recuperare l'eccessivo esborso legato al trasferimento della spazzatura nella discarica di Lentini. Il panico comincia a dilagare fra gli operatori ecologici che andrebbero incontro al licenziamento, sottolineano i due grillini. Noi come Movimento 5 Stelle di Agrigento abbiamo presentato un'interrogazione per capire quali siano le intenzioni della Giunta Firetto per ridurre l'esborso per i cittadini e se intenda procedere contro la Regione, come dichiarato.